Alla Piani si ferma la marcia del Pescara targato Galeone. Se ne torna con la stiva vuota, costretto a cedere i 2 punti ad un Padova in vistosa crescita sul piano tecnico-tattico, estremamente lucido, razionale e determinato. È stato un confronto avvincente, giocato a viso aperto tra 2 formazioni in cerca di conferme. Il Padova le ha avute e può guardare al futuro con grande serenità. Il Pescara le avrà probabilmente quando sarà riuscito a rendere meno farraginosa e prevedibile la sua manovra dalla metà campo in avanti. E a proposito di conferme, per quanto riguarda il Padova, una su tutte si chiama Galderisi, tornato stabilmente agli antichi splendori. Uomo ovunque, a seconda delle necessità, e pronto all'appuntamento col gol al momento giusto. Gol di astuzia e di rapidità, come ai bei tempi. Il Pescara, che in precedenza aveva sfiorato il vantaggio con una maligna conclusione di Zironelli deviata in angolo da Bistazzoni, accusa il colpo. Il Padova prova a chiudere il conto, ma Putelli sciupa un paio di volte da favorevole posizione. Nemmeno l'inserimento di Caffarelli e del brasiliano Edmar, ripescati da Galeone e al loro esordio stagionale, sortisce apprezzabili effetti. Il Pescara si fa subito pericoloso con Fioretti in apertura di ripresa, ma è un fuoco di paglia, mentre il Padova sfiora il raddoppio prima con Di Livio, che però sbaglia clamorosamente la conclusione, e poi ancora con Galderisi, che manda di pochissimo sopra la traversa. E a 3 minuti dal termine, un pericoloso colpo di testa di Righetti va fuori di poco.